Dobbiamo far sapere alle persone, ai veneti, che cosa le scuole della formazione professionale sono in grado di offrire ai nostri ragazzi, con docenti che sono appassionati oltre che molto preparati, capaci di innovare e parlare il linguaggio del mondo del lavoro. E quindi le nostre scuole sono non solo capaci di costruire grandi prodotti, ma di dare opportunità ai nostri giovani. Le scuole della formazione professionale certamente sono la ricetta, visto che parliamo oggi di un tramezzino. Sono la ricetta per abbattere la dispersione scolastica. Il Veneto ha il primato di avere il più basso tasso di dispersione, cioè noi non perdiamo i ragazzi e soprattutto abbiamo il minor numero di NEET, cioè quei ragazzi che non studiano, non lavorano, non si formano. Bene, il Veneto ne ha il minor numero, segno questo che il mondo della formazione professionale è stato un collante formidabile per ridurre queste dispersioni. Questo è un progetto, appunto, come è stato già raccontato, che è partito diverso tempo fa. Abbiamo avuto modo di conoscerlo al Dolomiti Show, che è questo grande show del turismo che viene fatto a Longarone tutti gli anni, e proprio in seguito a quello e parlando con tutta quanta la scuola di Engim e con i pasticceri che seguono questo progetto, si è pensato di presentarlo qui, soprattutto come simbolo, appunto, di connubio tra la grande scuola che abbiamo, la capacità di insegnare ai giovani delle nuove tecniche e i prodotti locali che sono, come insomma, potranno essere assaggiati nel prossimo futuro quando verrà commercializzato questo tipo di prodotto, sempre di altissima qualità. Berengi è una vetrina unica, direi, perché la vicinanza delle istituzioni in realtà è costante, ma ovviamente questo tipo di vetrine sono un po' un'eccezione nel nostro lavoro. È un'occasione unica per presentare un prodotto unico nel suo genere, che nasce dall'invenzione di un gruppo di insegnanti e si sviluppa nell'arco di un anno attraverso la collaborazione tra insegnanti e studenti. E anche questa è una particolarità. Il segreto di questo prodotto è la passione e la determinazione. Direi che questo è il vero segreto, al di là poi delle componenti chimiche, delle componenti alimentari, sulle quali non sono esattamente la persona più adeguata per entrare. Però devo dire che è stato un progetto che ha consolidato la capacità di collaborare tra i nostri insegnanti e tra i ragazzi. Un progetto nato come progetto di studio, che però è arrivato a rappresentare un prodotto che confidiamo possa essere spendibile nel mondo del mercato.